Più delle parole parla il video girato dalle telecamere di sorveglianza della Air Alfier che si trova in via Pio X a Castelfranco. Immagini che descrivono il colpo andato a segno alle 4:30 della notte scorsa, il secondo in 2 anni e mezzo da quando il negozio ha aperto i battenti. Ad agire è stata una banda specializzata in questo genere di assalti, in tre, ciascuno con un compito preciso assegnato, recitano un copione che conoscono a memoria. Con una mazza mandano in frantumi il vetro, con un cavo d'acciaio strappano la saracinesca e poi scaraventano, senza timore di rovinarle, 14 biciclette dentro il furgone. Al momento di fuggire hanno anche il tempo di sganciare il cavo d'acciaio utilizzato per strappare la serranda. All'interno del negozio i danni sono ingenti. Sono riusciti a entrare e hanno fatto razzia, insomma hanno portato via 14 pezzi, di cui alcune specialissime, insomma tipo le cipolline che sono quotate. In questi giorni il mondo delle biciclette è in fermento tra saloni e fiere, eventi che costringono anche i negozi ad aggiornare la propria merce. Così aveva fatto anche il negozio svaligiato dai banditi ed è per questa ragione che il bottino è da capogiro. Siamo qua adesso con le fatture, con tutto, però insomma è un attimo, arriva a 60-80 mila euro di materiale, insomma è un attimo solo di 3 pezzi della Cipollini, insomma di listino sono più di 10 mila euro l'una.